Adesso c'è l'INPS che arriva, le tasse, che è una dietro l'altra. Perciò Quindi una ripresa che fa un po', zoppica un po', in più tutte le tasse che adesso arrivano. la ripresa zoppica tanto, non un po', zoppica parecchio e più tutte le tasse che arrivano. Innanzitutto l'unico, la denuncia di redditi, che è quella la mazzata più forte, e poi tutto il resto che non vado a elencare, se no vado in depressione. In questo momento è abbastanza difficile tirare fuori i soldi per pagare, dico la verità. Bisogna essere molto onesti, la ripresa in questo momento non c'è. Io spero che oramai è passato l'estate, per l'autunno di ricominciare con una stagione diciamo più normale. Sono le voci dei commercianti vicentini che devono lottare dopo i 3 mesi di lockdown con una ripartenza che non c'è e le tasse da pagare, tra scadenze rinviate che ora si sommano con le rate del mese, mutui, affitti. Stanno arrivando al pettine, è vero? E il futuro non sembra essere particolarmente roseo, con una piazza dei Signori che appare vuota nonostante il fine settimana alle porte. Oltre a pagare normali tasse che bisogna pagare, ovviamente ci sarà anche una riduzione, una contrazione anche di quelle che saranno le entrate. Se uno vede che la prospettiva è nera deve chiudere, anche perché è inutile andare in cerca di fare altri debiti sui debiti. Poca la gente e pochi i soldi che circolano, cassa integrazione e sussidi vari non sono sufficienti, il virus fa ancora paura. L'amministrazione di Vicenza ha messo sul piatto una serie di iniziative, dall'ampliamento dei plateatici alla riduzione dell'IMU, ma servirebbe molto, molto di più. Speriamo che il governo ci pensi un attimo a farli slittare o addirittura a farci l'anno bianco, che sarebbe la cosa che forse l'Italia si merita. Uno sconto magari delle tasse, delle imposte come professionisti artigiani ci avrebbe sicuramente aiutato. Ci vorrebbe proprio, come dice lei, un anno bianco, sospendere tutto per un anno. Le cose appena sussurrate non servono, adesso ci vogliono cose decise e convinte.